TG Sicilia i titoli di questa nuova edizione. Siccità, nuovo capitolo della nostra inchiesta sui danni alla piana di Catania. Dopo gli agrumi tocca agli ortaggi, alle olive e al miele. Gli agricoltori della Coldiretti hanno trascorso la notte in tenda davanti la sede del governo regionale in attesa di risposte. Blitz di Legambiente nel lago di Pergusa ormai prosciugato. Basta a soluzioni inutili, ma più investimenti mirati. A Palermo doppi turni e più uomini per ripulire le strade e fronteggiare l'emergenza rifiuti. Questa è la strategia della RAP che ha trovato i fondi necessari, ma il capoluogo di regione è al collasso. Catania e la cenere vulcanica. Nel quartiere di Canalicchio lo spazzamento meccanizzato non è stato ancora pianificato. Il comune prolunga le operazioni di pulizia straordinaria fino al 3 agosto. Droga e telefonini arrivavano nel carcere di Enna dal cielo grazie a un drone comandato dall'esterno. Le indagini scattate per i troppi sequestri di stupefacenti e cellulari nella casa circondariale. 13 gli arresti. Tra workshop e concerti prende il via stasera la sezione itinerante off dell'Alcantara Fest, che aprirà i battenti con una festa greca e green. E poi il calciomercato è fatta per Apua al Palermo, per l'esterno francese visite mediche e firma sul contratto. Il Catania vicino alla cessione di Welbeck alla Lucchese, mentre a Messina i tifosi diserteranno le partite casalinghe. Bentrovati, dunque continua la nostra inchiesta sui danni della siccità nella piana di Catania. Dopo gli agrumi tocca agli ortaggi, alle olive, al miele. Colpiti non sono solo gli agricoltori ma anche tutta la filiera che c'è dietro. Orazio Longo. Non se ne andranno fin quando non avranno risposte concrete ed esaustive alle loro richieste. Gli agricoltori della Coldiretti invadono Piazza Indipendenza a Palermo. Hanno trascorso la prima notte davanti la sede del governo regionale. Tende, qualche sorriso di speranza e un continuo grido d'aiuto per fronteggiare alcune emergenze, come quella della siccità. Ovviamente è un tema importante che richiede un impegno da parte di tutti efficiente, non solo per distribuire in maniera corretta la poca acqua che abbiamo a disposizione, ma soprattutto per pianificare quelli che sono gli interventi che andranno fatti da qua ai prossimi anni. Misure immediate anche per fronteggiare l'invasione dei cinghiali che distruggono i raccolti degli agricoltori. Oggi siamo qui anche per definitivamente capire come possiamo limitare i danni dalla fauna selvatica, prima tra tutti i cinghiali che stanno distruggendo intere coltivazioni di molti agricoltori siciliani. Non può un agricoltore seminare del grano e poi vederselo distruggere o buttare a terra dalla presenza di questi suinidi che praticamente distruggono tutto quello che trovano nel loro passaggio. Non li scoraggia nemmeno il forte caldo, gli agricoltori e produttori rimarranno in piazza ad oltranza. Secondo giorno di presidio davanti la sede del governo regionale da parte degli agricoltori della Coldiretti. Hanno trascorso la notte in tenda a Piazza Indipendenza e chiedono misure urgenti per fronteggiare la siccità. Il servizio di Marco Gullà. Disastro. Oltre a non avere più acqua abbiamo dovuto decidere di abbandonare una serie di coltivazioni, quali per esempio le albicocche. C'è un problema grosso anche con i carciofi. Qui abbiamo un'azienda di circa 20 ettari di carciofo con le spese effettuate già l'anno scorso che quest'anno rimarrà incolta. Non di solo agrumi vive la piana di Catania, tra le produzioni importanti anche carciofi, albicocche, ortaggi in genere. Tutte in grande sofferenza, vittime predestinate di una crisi idrica epocale che però non è, come già sottolineato da molti, solo colpa del caldo e del sole, ma purtroppo il risultato di anni e anni di una gestione non adeguata degli impianti di irrigazione che sono sempre più vetusti e malfunzionanti. Eccoli gli invasi visti dall'alto. Un'immagine che parla da sola. Il contatore dei metri cubi utilizzabili di acqua è fermo a zero.
La produzione delle olive è al minimo storico, dopo 2 anni già di grande difficoltà. Il settore miele è letteralmente in ginocchio, le angurie sono poche, gli unici a non soffrire sono i fichi d'India. Tutto il resto è arsura, grave, immensa, che colpisce i coltivatori, ma anche l'intera filiera. Un po' tutto il comparto commerciale soffre, che ovviamente gli agricoltori non solo non hanno l'acqua, ma non hanno anche la forza economica per poter comprare ovviamente la parte sia per la difesa che anche per la nutrizione delle piante. A livello commerciale ci sarà un prodotto più piccolo che mancherà sicuramente sulle tavole degli italiani. Queste aziende che non riescono a mantenere i propri dipendenti con la manodopera. Danni enormi e previsioni nere con l'intero comparto che adesso chiede aiuto. Per chi ha perso gli agrumeti, per chi ha perso gli ortaggi, per chi perderà le olive, noi aspettiamo e ci attendiamo degli interventi veramente importanti. Bollettino rosso oggi per rischio incendi nella provincia di Caltanissetta e per ondate di calore nella provincia di Palermo, dove è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi, 36 gradi su Messina e 39 su Catania. L'allerta è invece arancione per rischio incendi su tutto il resto dell'isola. Cronaca di un'emergenza idrica annunciata, blitz di Legambiente nel lago di Pergusa, ormai prosciugato, basta a soluzioni inutili ma più investimenti mirati. Giusi Lazzara. Blitz di Goletta dei Laghi di Legambiente nel lago di Pergusa, in una Sicilia flagellata dalla siccità, per denunciare al governo e alle istituzioni che quanto sta accadendo è l'ennesima cronaca di un'emergenza annunciata rimasta inascoltata. L'Italia ha bisogno di una governance più efficace, dice Legambiente, attenta e circolare dell'acqua. In questo momento la condizione del lago è praticamente della crisi totale. Quello che rimane è una enorme piastra di sale cotta dal sole. Sono scomparse tutte le specie dell'avifauna. La colpa della crisi è imputabile ovviamente al cambiamento climatico, ma anche a una enorme e gravissima disattenzione da parte di chi avrebbe dovuto aiutare il lago a affrontare il cambiamento climatico. Mancata pulizia dei canaloni, presenza dell'autodromo che interferisce con l'ecologia del territorio. Così Legambiente Laghi dice basta soluzioni tampone con le ordinanze di razionamento dell'acqua, le trivellazioni di nuovi pozzi, il ricorso a nuovi dissalatori e invasi. Bisogna puntare invece a investimenti per l'ammodernamento della rete, il completamento delle opere mai finite come i depuratori e le reti fognarie. E l'associazione ambientalista quest'anno per la siccità non è riuscita a fare i suoi tradizionali campionamenti per monitorare lo stato di salute delle acque dei laghi Soprano e di Piana degli Albanesi, oltre che di Pergusa. Tutti in strada per ripulire Palermo. La strategia RAP prevede uomini in strada da uffici e officine per raccogliere l'immondizia. Trovati soldi per mantenere i doppi turni. Ma nel capoluogo è ancora emergenza. Marco Gullà. All-in per ripulire Palermo è il piano della RAP che assieme all'amministrazione comunale lavora su ogni aspetto per raccogliere tutta l'immondizia che da settimane invade strade e quartieri del capoluogo. Anche oggi la città si presenta così, ma la RAP prova a fronteggiare l'emergenza in qualsiasi modo. Innanzitutto con i doppi turni, sono stati infatti trovati i fondi, e poi con una mossa che è anche una sorta di ultima spiaggia, ovvero mandare in strada anche alcuni dipendenti dislocati in altre attività, compresi uffici e officina. Insomma, chi sta in ufficio deve mettersi a disposizione dell'azienda e aiutare gli operai nella raccolta dell'immondizia. La previsione del presidente della RAP, Giuseppe Todaro, è di un impiego massiccio di uomini e mezzi per fare rientrare l'emergenza in città, a partire anche dal ricorso alle ditte di privati. Nel frattempo sono ancora numerose a Palermo le strade trasformate in discariche. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di spazzatura accatastata lungo le strade in alcuni punti della periferia, fino a coprire lo spazio della carreggiata. Emergenza sull'emergenza, in un'estate calda, su tutti i fronti. Catania e la cenere in un puzzle fatto di quartieri diversificati per presenza di cenere nelle strade, nelle piazze, di sacchetti di sabbia nera ancora davanti i portoni. Intanto il Comune prolunga il piano di spazzamento meccanizzato fino al 3 di agosto. Roberta Lunghi.
È una città a macchia di leopardo, Catania. I quartieri presentano un'immagine diversa a seconda di quanta cenere ricopra strade, piazze, marciapiedi o di quanto i sacchetti di polvere nera raccolti dai cittadini stazionino davanti ai portoni di casa. Il nostro tour inizia dal quartiere di Canalicchio, cartolina di un luogo dove lo spazzamento meccanizzato non è stato pianificato. Parlando con gli uffici competenti hanno dato priorità al centro, quindi anche a Picanello, per fare in un secondo momento la zona di Canalicchio, Barriera, Carubo e Villaggio Dusmet. Ci spostiamo laddove ieri l'immagine era questa. Quella che state vedendo è Piazza Bovio ieri. Oggi siamo tornati all'indomani della pulizia prevista, che peraltro comprendeva anche la necessità di spostare le auto, come si legge appunto in questo cartello affisso in un palo. Siamo ritornati proprio per vedere com'è andata. Le strade che prima erano ricoperte risultano onestamente pulite, ma molte auto in sosta non sono state rimosse. Il risultato è questo tappeto di multe su questo lato della strada, mentre sull'altro ci riferiscono che le auto sono state portate via. E se molte di queste strade onestamente presentano un aspetto pulito rispetto alla cenere, ciò che non è accaduto invece è la pulizia di questa piazzola e anche di questa fontana, desolatamente senza acqua ma con tanta cenere. E poi ci sono luoghi come questi, siamo tornati a Picanello, dove c'è di tutto, c'è la terra sui marciapiedi, c'è la terra sulle strade e ci sono i sacchetti, tantissimi, di cenere vulcanica che si mischiano anche a rifiuti. Dove si deve buttare tutta questa terra che c'è in giro? Uno cerca di essere civile, ma civile non si può fare a Catania. Il piano di spazzamento automatizzato si arricchisce di un appendice rispetto al primo calendario, nonostante il valore dei macchinari utilizzati sia pesantemente messo in discussione da tanti cittadini che abbiamo intervistato. Sì, aspirano da un lato e la buttano dall'altro lato. L'ultima data al momento è la notte tra il 2 e il 3 agosto, con in calendario anche l'importante arteria di via Passo Gravina. Si tuffa in acqua e si avvinghia palpeggiandola una quindicenne che faceva il bagno. La ragazza in vacanza con la famiglia Marina di Ragusa è riuscita a divincolarsi e a scappare. L'uomo, un tunisino, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Droga e telefonini arrivavano nel carcere di Enna con il drone blitz della polizia con 13 arresti. Il gruppo aveva stabilito un tariffario per consegnare nelle celle che prevedeva fino a 2.500 euro per un pacco. Sentiamo Giusy Lazzara. La droga e i telefoni cellulari arrivavano in carcere con un drone telecomandato dall'esterno. Cocaina, hashish e microtelefoni facilmente nascondibili entravano nella casa di reclusione di Enna. Il trasporto andava avanti da mesi. Lo hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile della polizia penitenziaria coordinate dalla procura di Enna e dalla procura per i minorenni di Caltanissetta. 13 gli arrestati, quasi tutti catanesi, indagato anche un minorenne per traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Collaudato il trasporto. Durante la notte i fornitori, stazionando nelle vie adiacenti al carcere, legavano con una corda delle buste contenenti droga e telefoni e dopo aver fatto alzare in volo il drone lo guidavano fino alle finestre delle celle, con i detenuti pronti ad allungare le braccia dalla finestra per recuperare il materiale. Il primo blitz la notte del 4 ottobre del 2023, quando i poliziotti hanno fermato 2 catanesi e sequestrato 2 droni. Le indagini hanno portato alla luce un vero e proprio tariffario da parte del gruppo criminale che per consegnare la droga ai cellulari nelle carceri chiedeva 2.500 euro per un pacco e fino a 3.500 euro per la consegna di 2 pacchi. Perquisita l'abitazione di Enna della moglie di un detenuto, dove sono stati sequestrati microtelefoni, cocaina e hashish destinati al marito recluso. Consegnava droga a domicilio sullo scooter spacciandosi per un rider con tanto di zaino in spalla. Gli agenti hanno accertato che non trasportava alimenti e che lo zaino era solamente una copertura. Arrestato l'uomo che aveva 12 grammi di stupefacenti tra cocaina e MDMA.
Avrebbe compiuto 9 rapine in pochi mesi fra Paternò e Santa Maria di Licodia, ma anche a Catania. A tradirlo è stato un tatuaggio sul collo. Arrestato Mirko Natale Fusco, che tra gennaio e maggio scorso avrebbe effettuato con cadenza quasi bisettimanale rapine soprattutto a distributori di carburanti e supermercati. Il rapinatore agiva con lo stesso modus operandi, come vedete in queste immagini, armato di coltello o pistola. Bottino medio circa 400 euro, ma in una gioielleria si era impossessato di gioielli per un valore di oltre 100.000 euro. E la polizia stradale di Giardini Naxos ha accertato alcune irregolarità in un cantiere sulla tratta A18 Messina-Catania, notificata una sanzione di 1.700 euro e l'immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il fatto è avvenuto all'altezza dello svincolo di Giarre. A Messina inaugurato oggi il viadotto Ritiro, che riapre al transito dei mezzi dopo 12 anni, un tratto fondamentale per la viabilità non solo messinese ma anche siciliana. Francesco Triolo. Un tratto di tangenziale atteso 12 anni, 7 anni di cantieri, lavori che hanno reso soprattutto le estati dei messinesi e dei turisti autentici calvari per raggiungere la riviera tirrenica. Riapre il viadotto Ritiro a Messina, un'inaugurazione in sordina questa mattina senza il presidente della regione Renato Schifani, bloccato a Palermo, ma che darà finalmente una viabilità fluida. Oggi è uno dei tanti cantieri che stiamo monitorando già da 20 mesi dall'insediamento del Presidente della Regione e del suo governo sparsi in tutta la Sicilia. Riteniamo che questo sia stato un grande passo avanti, sappiamo dei ritardi che hanno contraddistinto quest'opera, ma dovevamo mettere un punto e oggi mettiamo un punto perché oggi si apre il viadotto già dalle 15, ma poi già nei prossimi 2 giorni verrà aperta anche la galleria e nelle prossime ore si avvieranno i lavori per rifare la soletta dell'altro senso di marcia in maniera tale che già da giorno 9 saranno aperti entrambe le carreggiate su 2 corsie ciascuna. Per dire addio alle code, infatti, dovranno concludersi anche i lavori sulle gallerie Telegrafo per poterle riaprire con 2 corsie per senso di marcia dal 2 agosto in direzione Catania, dal 9 agosto in direzione Palermo, una decina di giorni ancora per rendere quel tratto di strada libero da ogni cantiere, ma in molti oggi hanno sottolineato che non può essere una festa perché 12 anni sono tanti, troppi ed i disagi sono stati interminabili, così come le code. Tutti i numeri dell'Assemblea regionale siciliana al tradizionale incontro per la cerimonia del ventaglio tra la stampa e il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Ecco i dati: 225 disegni di legge assegnati contro i 271 della passata legislatura. Il totale delle leggi approvate è di 37 più 2 leggi voto. Si assiste a una riduzione delle leggi impugnate. Nel primo anno della legislatura, a fronte di 11 leggi approvate, solo una legge impugnata. Ci auguriamo di poter continuare, ha concluso Galvagno, e l'Aula sarà aperta sino al 7 di agosto. Ad Agrigento, nel centro storico, ha debuttato la rassegna letteraria Agrigento Noir, il Festival del Giallo. Sentiamo Davide Sarto. Agrigento si tinge di giallo, nel successo della 4ª edizione del Festival del Giallo Agrigento Noir, una rassegna letteraria attesa e coinvolgente organizzata dalla libreria Il Mercante di Libri. La location è il centro storico della città dei Templi, piazza Ravanosella, da poco riqualificata e rilanciata dall'amministrazione Miccichè. Viviamo in un'epoca in cui c'è bisogno di avere una giustizia sociale e i gialli ce la danno. Leggiamo delle storie dove abbiamo un crimine, si svolge un'indagine e alla fine il colpevole viene affidato alla giustizia. Ecco, questo ci tranquillizza perché purtroppo nella realtà non sempre è così, quindi ci piace identificarci dalla parte dei buoni. Ma il genere noir credo che sia uno dei generi principe che riesce a suscitare e a stimolare il cervello umano, perché il noir ti porta alla continua ricerca, è una ricerca sempre del colpevole, la ricerca del personaggio, la ricerca di chi ha compiuto cosa. Ospiti di Agrigento Noir: Salvo Toscano, Gaspare Grammatico e Fabio Mundadori, ma anche Eleonora Carta, Gaetano Savatteri e Ciro Auriemma, per un evento che anima il panorama culturale e artistico della prossima Capitale della Cultura 2025.
Tra workshop e concerti prende il via stasera la sessione itinerante off dell'Alcantara Fest, che aprirà i battenti con una festa greca e green. Orazio Longo. Cibo a chilometro zero, stoviglie riciclabili o compostabili, bici elettriche, un'esperienza immersiva attraverso laboratori di yoga, danze popolari, canto, escursioni e bike trail. L'Alcantara Fest, giunto alla 20ª edizione e conclusosi a Pisano di Zafferana Etnea nel Catanese, fa del green una chiave di lettura fondamentale nella proposta musicale che va dal folk alla world music, anche per la sezione off che vedrà dal 30 luglio al 2 agosto artisti esibirsi in modo itinerante tra Catania e il Pedemontano Etneo. Ad aprire gli eventi sarà la festa greca con un workshop di danze greche a Via Grande e un concerto alle 21. E adesso una pausa, tra poco il calciomercato, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il prossimo acquisto del Palermo sarà l'esterno francese Apuà. Il Catania vicino alla cessione di Welbeck alla Lucchese, mentre a Messina i tifosi diserteranno le partite casalinghe. Sergio Colosi. Il Palermo costruisce il puzzle per una grande stagione. Accade così che Brunori, da separato in casa, diventa l'uomo copertina di una squadra che scopre valori tecnici ma anche umani. Per l'esterno ventenne Apuà c'è l'accordo col Nantes sulla base di 2 milioni di euro. Prima dell'annuncio visite mediche e firma. In uscita Nedel Cearo è seguito dalla Salernitana, mentre per Damiani asta tra Pescara e Foggia. Indosserà l'abito di sicuro protagonista anche il Catania, che lavora su più fronti in attesa dell'ultimo test con il Pinedo di Mirko Cudini. In cima alla lista degli obiettivi Guido Gomez, 28 gol negli ultimi 2 anni a Crotone, e Davide Merola, che mentre cura la pubalgia sogna quella B che potrebbe raggiungere sul campo con il club rossazzurro. Lescano verso la conferma a Trieste, per Redanni in corsa anche l'Avellino. Sul fronte cessioni la Lucchese, dopo aver quasi definito l'arrivo di Welbeck, segue anche Rocco Costantino. Il Pontedera ha offerto un triennale alla Dinetti. Della cordata americana non c'è più tracce, la crisi societaria del Messina si acuisce, mentre il ritiro Modica allena un gruppo troppo giovane e per nulla competitivo. I club organizzati annunciano la decisione di non seguire le gare al Francoscoglio. In casa Trapani il tecnico Torrisi lavora per assemblare un organico quasi interamente stravolto, del quale non fa più parte la punta Marsico. Per lui viaggio di andata e ritorno in Serie D, preso dall'Ocri, girato in prestito all'Andria. E per questa edizione del nostro TG è tutto. Prossimo appuntamento con TG Sicilia alle ore 20. Buona giornata.